Domenica 26 aprile, ultima di campionato, incontriamo in casa il Lendinara. Il campionato è andato ad appannaggio del Borgo Veneto, in questa partita ci giochiamo il secondo posto. Dirige l'incontro il signor Cano, assistito dai signori Vacca e Agnolon. Comincia il primo tempo, batte l'Endinara. La partita è importante per tutte e due le squadre, si infiamma subito con questo lancio di Fiero per Badia che si lancia in azione solitaria verso la porta, scarta i primi difensori, poi il suo tiro ribattuto, inseguito da Ziviani, commette fallo, l'arbitro fischia. Rimessa di Peritore per Nardi che appoggia a Olivieri, fa un lungo lancio per Ziviani, controlla la palla, fa un traversone verso Fiero e Badia, il passaggio è sbagliato, Bersan para a terra. E si vede anche il Lendinara, discesa di Farinazzo sulla destra del campo, è contrastato da tre uomini ma riesce a metterla per Princi che tira verso il centro dell'area, sulla battuta Farinazzo fa un rasoterra, Peritore para. Ma è ancora Santa Lucia che attacca, lancio di Olivieri per Porcelli che controlla, si libera di un difensore e la mette per Peritore, gran tiro, Bersan respinge, Venturoli mette fuori. Sul successivo calcio d'angolo Salvagno scambia con Ambrosio e poi tira. La palla rimbalza, Badia la mette su Bressan e Nardi la mette dentro. Poco dopo, alla ripresa, c'è questa rimessa da fallo laterale di Salvagno, lungo lancio verso la porta, Princi la colpisce di testa, poi la palla carambola e Porcelli è il più lesto, la mette dentro. L'1-2 è stato un bel colpo per il Lendinara, ma tenta di reagire, ma è subito fermato da questo lungo lancio di Nardi verso Ziviani che si vola sulla sinistra del campo e pur contrastato tenta un tiro che si innalza verso la porta. Badia si lancia, colpisce la palla con un ginocchio, ma la palla supera la traversa. Adesso il Lendinara effettuare una rimessa da calcio d'angolo, battuta e colpo di testa di Farinazzo che mette la palla a fondo campo. Poi l'arbitro fischia, una giornata calda, manda tutti al cooling break. Si riprende con questo lungo lancio in avanti di Peritore, qualche ribattuta e il Lendinara arriva vicino alla nostra area, ma è sempre Nardi che risolve, cerca Ziviani sulla sinistra del campo, controllo e si prepara il tiro, non è la solita potenza, Bersan respinge e mette fuori. Adesso c'è questa rimessa da fallo laterale di Olivieri, Fiero la tocca di testa, Ambrosio al volo tira, Bersan compie un altro miracolo. Ma è sempre Santa Lucia, Ziviani dalla sinistra del campo fa un assist per Badia, il passaggio non è perfetto ma viene recuperato da Porcelli, nuovo assist e tiro al volo di Badia, la palla spegna la traversa. E su questa ripartenza del Lendinara c'è un nuovo lancio di Nardi per Ziviani che si lancia e riesce a fare un gran tiro che sfiora il palo alla destra della porta di Bersan. E ancora un recupero palla a centrocampo, Fiero si lancia verso la porta, la mette per Olivieri, è solo davanti a Bersan che gli toglie la palla dai piedi. Ormai si vede solo Santa Lucia, Fiero la mette per Peritore che cerca un po' di gloria, vuole provarci, scarta tutti
I difensori tutto bene meno il tiro finale. E su questo lancio di Arduini per Porcelli si innesca una lotta con Bellini, la palla esce e l'arbitro fischia e chiude il primo tempo. Prima dell'inizio del secondo tempo il Lendinara sostituisce il portiere. Tognolo prende il posto di Bersan e per dare una scossa alla partita sostituisce inoltre altri 3 giocatori. Comincia il secondo tempo, batte il Santa Lucia. Il Lendinara comincia attaccando, Prinzi per Farinazzo che si lancia in avanti ma è atterrato, la palla arriva a Cortegiano che tira ma il suo tiro è alto. Adesso è Soave che ha ricevuta palla, fa un lancio in avanti per Ziviani, si scaglia contro l'area avversaria ma al momento del tiro succede qualcosa, è appena rientrato da un infortunio, probabilmente i sintomi si rifanno a sentire. Nella speranza siano solo crampi, assistito dai compagni, tenta anche di riprendere il gioco, ma poco dopo l'episodio si ripete, arrivano anche i soccorsi e deve lasciare il campo. Esce Zeviani ed entra Riva. E poco dopo altra bella azione del Santa Lucia, Fiero lancia Porcelli sulla destra del campo, si porta a fondo campo e tira, Badia la tocca ma la palla esce sul fondo. E adesso il Lendinara che prova l'azione, Balbo si lancia in azione personale, arriva anche a tirare ma non è un tiro, è un passaggio al portiere. E altra sostituzione nel Lendinara, Travagnini lascia il posto a Bragion. Sostituzione anche nel Santa Lucia, Peritore lascia il posto a Prota e altra sostituzione, Ambrosio lascia il posto a Belfanti. Ed è proprio il nuovo entrato Prota che innesca l'azione, la mette per Nardi che lancia a Riva e siamo di nuovo in gol. Non c'è tempo per la ripresa, la giornata calda, arriva il cooling break. Alla ripresa c'è subito un cambio nel Santa Lucia, esce Federico Nardi ed entra Tomeleri. E poco dopo anche Fiero lascia il posto a Varano. Azione del Lendinara, Cortegiano fa un lancio per Farinazzo che dal limite dell'area spara, il suo tiro è fuori di poco. E lotta a centrocampo, Varano aggredisce la palla, si lancia in una discesa solitaria, arriva al limite dell'area, spara e la mette dentro per la quarta volta. Il pesante passivo non ha fiaccato il Lendinara, nuova discesa, Rizzieri riceve palla, impegna seriamente Peritore. Sulla respinta Farinazzo recupera palla, la mette per un compagno che la spara alle stelle. Poco dopo Riva perde palla, Rizzieri si lancia in una corsa, resiste alle cariche e la mette per Bragion. Arduini protegge e Peritore para a terra. Adesso c'è questo calcio d'angolo battuto dal Santa Lucia, Belfatti arriva, colpisce al volo, la palla entra in rete, dalle immagini non si capisce cosa è successo ma nessuno protesta, il gol è annullato. Sulla ripartenza è Rizzieri a lanciarsi sulla sinistra del campo, lotta coi difensori e riesce a passarla verso il centro, Balbo riceve, spara
e Peritore fa un altro miracolo, nega il gol della bandiera. È ormai quasi finita, vediamo gli ultimi tentativi del Dinara per arrivare almeno al gol, poi su questa rimessa l'arbitro fischia e chiude la partita. Chiudiamo con questa partita, questo buon campionato, assicuro le riprese anche per i playoff. A più piacendo perché l'età è quella.